Voglio, eccomi qua. Non so se sto in diretta. Sto andando a mare. Sto cercando di andare. Putassi mi sta aspettando, non so se siete in diretta. Sto con costume. Ecco qua. Costume, occhiali, ombrellone. Il taxi che mi sta aspettando. Ciamaronna. E sto andando a mare. Sto andando. Mannaggia Sant'Armando. Ma sta cadendo pure. Voglio fra poco. Faccio finta che sto. Cioè non parlerò tanto in taxi, se no chi se ne accorge. Potresti già sta qua fuori. A finire che se ne accorge che io sto in diretta, capi? Che posso dire casomai? Che sto parlando con un amico, mi ingoppa a una videochat, vabbè. Dico che sto parlando con un amico su una videochat. Potresti sta qua fuori. Ve lo faccio vedere. Il taxi sta qua, mi sta aspettando. Sciamano, non figure in me. Ci faccio i miei figure in mezzo, io. Oggi regalato sta sfida, a 130. Oggi proprio regalato. Un quadro pure qui. Speriamo che bene nessuno conosce. Cerrone, mi porti, non so, il mare più vicino dove sta? A Bagnoli. Bagnoli? Va bene, Bagnoli, va. Grazie. Metto dietro? Metto dietro, ok. Aspetta. Scusami. Una capata oggi. Faccio pesca subacquea. Faccio pesca subacquea però diciamo in maniera diciamo, senza bombole, senza. Cioè sono proprio un avventuriero insomma. Mi piace andare a mare quando la gente non ci va insomma. Sta giocando? Bagnoli, ci conviene, Bagnoli è più arrostanni quelli di fortuna più o meno, no? Adesso com'or? No. Va visto com'or? E l'ha fatto. Vabbè ma voi lo seguite? Ho fatto i ciruzzi là, ho fatto che si in all'acqua là, che non si sa. Se era vivo, se era morto, insomma. A me è venuto pure la capa di dice, ma capire proprio se sta ciruzza a basso, però chi l'ha margellina l'hanno affogata, no? L'hanno affogata diciamo al largo delle coste di Mergellina, insomma. Volevo vedere se stava o là di là, insomma. Quindi pure a Margellina, ci hanno preso. Margellina si fa prima. Margellina si fa prima, vediamo a Margellina. Una degli altri scafi, non per scopo. Gli scafi. E ti inventati a cazzo, Quello che si fa prima, perché tengo che ce ne metta, insomma. Ah, va bene. T'appicci nuova luce qua. Diretta, capisci? Qua non si accende. Guarda là. Aspetta. Ah, a uno qua. No, questa casa appicciata. Cazzo appicci. Mettiamo più qua. E cosa qua? Qui siete mai aiuta a pesca? No. Ti piace a pescare? Manca che la canna? No, la lanzoletta. Calanzatella? Ma calanzatella si pesca poco alla fine,
Ma chi lo è perito che si può chiamare? Chi la gente sta aspettando luglio e giugno, giugno-luglio per chiamare, ma onestamente io sono un tipo che a me febbraio, marzo, aprile, pensate che io vado tutto l'anno a mare. Vado a gennaio, a febbraio. Chi lo sanno che là che si fanno il bagno prima, là, prima là, mi fanno ridere a me, l'orto frittigliato, dall'acqua, fa fritto, ma mi bega proprio. Mi faccio un bagno quando mi pare e mi piace. A pescare cozzi, insomma, me ne faccio proprio, a me quello che trovo a mare, quello pesco. A ieri scenetto a mare pescare un copertone, trovai un copertone in un camion a mare, una cosa esagerata, che le fanno schifo nei copertoni a mare, si figli e buchi. Comunque fa pure caldo, fa un po' caldo. Dove siete voi? Di pianura? Tengano fosse un collega vostro che non so se lo conoscete, capita a pianura i colleghi, insomma. Si chiama Emanuele Parisi, non so se lo conoscete. Emanuele Parisi si casa allo stallo MD, cioè proprio allo studio per un viale a fianco. Cioè, del mollone, No, non è un mellone, però tiene i capelli rasati, ci rasati poco a uno, diciamo proprio mellone, insomma. Tiene una figlia piccinella, Emanuele Parisi. sa là si chiama Emanuele, ma una Fiore, diciamo. Fiore? No, Fiore no, Parisi sta... Era poco... poco scemolillo purissimo, però simpatico alla fine, poco scemolillo ma simpatico. Posso ambientare tutto. Conosciuto per casa Francesco Sportiello. Suo è giovane, tiene purissimo un tassi, però mi pare che un tassi vecchio tiene, che lui là poco scassato, ma mi ricordo che macchina tiene. Sempre di pianura lui, sempre di pianura. Un tassista che comunque fa zona, poi ci mette a zona. Un poco zoppo, un poco mezzo zoppo. Sta pure Migliozzi, che pure tiene un padre che fu... Fissi un padre fanno i tassisti, tiene tutti e due... Per suo aglio tiene un po' un naso a pip. Fu tassista tiene un naso un po' che vogliamo una befana, così che sono nella zona, tipo. Ma io conosco parecchi guaglioni che fanno i tassisti, insomma, so... più o meno. Luciano De Micco, tiene i capelli russo. Non mi cognome, che sa, ci fa. No, ti tiene i capelli russo, guaglione molto... con pallone purissimo, no? Sta mettendo da tutto,
A Davide Aufiro, un'uscita a Davide Aufiro. Mezzo tedeschi, mezzo parla tutto con l'accento fon, chis fon. Questo pure mi pare facevo tassista, poi solo a mezzo netta a Germania. Davide Aufiro, parla con l'accento, chiamano tedesco, biondolillis, che parla tutto mezzo tedesco, è rascata un po'. Allora scendere, un po' più no. Ma cava buono, un po' più qua. Che sta portando la piattaforma, Però, posso vedere un attimo l'acqua, poi perché io sono poco indecisa, la verità. Voglio dire com'è l'acqua perché, però si mi ha aspettato 2 minuti. O c'è da rostare arrotondati, arrotondati. E ora veda male sta andando. No, io pure si mangia a buttare a spiaggia, però voglio vedere un attimo l'acqua com'è, perché poi se l'acqua è buona molto, sennò che poi di chi sta all'acqua una poco, io me ne accorgo subito, se l'acqua è buona. E poi dall'acqua è una poco fotondona. Ma pure qua, a così per un attimo, però mi devo aspettare un momento che un attimo, ma lascio un attimo. Tanto sto qua, non me ne fu, non mi preoccupare. Voglio un attimo notare. Allora. Ma ci accorgo un attimo. Allora. Voglio c'è un attimo l'acqua con me. L'acqua con me. Non è buona, fra. No, l'acqua non è buona, sta pure piovendo, voglio, no. No, l'acqua è torbida. È un poco torbida. No. Stanno i zoccoli. Fa schifo, voglio un taretto. Non è cosa, no. Non voglio stare più. Da taretto, no. No. Lasciamo stare a taretto. Siamo andati da casa, no. Siamo andati da casa, no. No, ci faccio pensare la coppa, perché un poco... Me ne accorgo quando è torbida sotto, meglio che no, a finire mi piglio qualcosa, andiamo a letto, fanno bucchini fritti perché mangia via questa cosa, andiamo a letto, no? Fa niente. Chissà per i boti stanno pure i zoccoli in dall'acqua, a pigliare un murzi a zoccola una volta. Lasciamo stare, va. E io di no. Solo un pazzo che se lo facesse in bagno, Solo un pazzo che se lo facesse in bagno, no? Tammaretto, no? Ho pigliato un cornetto, volete un cornetto? Un cornetto al cioccolato? La graffa, una cosa? Sicuro una graffa, una cosa, un dolce. Pago io, non vi preoccupate, pago io. No, bagnato prima. Faccio fatto perdere un po' di tempo, non mi riuscite niente, ma a volte quando vengo fatto l'acqua mi disponga, mi chiappa su scaura io, ok? Scaura io annanzi. Vai da 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 da. Dai da 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 da. E diamo un cenno, amare tutte e due, amare oh. Oh 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 oh. Na na ni na 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 na. Diamo un cenno, amare tutte e due, amare oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Nera 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 rinda discoteca sera. Na 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 sulla via console, potete casomai. Diamo un cenno, amare tutte e due, amare oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh.
Mare, 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 mare. Oh, 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 oh. Mi piace Nino D'Angelo? Bella, eh? Il mo fu concetto a Salern a giugno. Fu concetto a Salern, cioè già io mostro Nino D'Angelo. Pesco Gigi Fizzi o Nino D'Angelo? Nino D'Angelo, lo mostro proprio. Tu vedi proprio a Gigi Finizzi. Ah, mi sono pure parrucchino Gigi Finizzi, hai visto? Lo figlio e bocchino, non tenevo la pilla in capo, bella e buona, tenevo che la capa per maratona, mo. A me si fa. A me si fa, eh. Che canzone mi piace, Nino D'Angelo? Ah, tu quando mi piace. Un jeans e una maglietta mi piace? Un jeans e una maglietta, la faccia a quel sapone, m'ha fatta innamorare, che sta felicità, ai zamoccia terra, na 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 na, dice che hai sopra ghiaccio, sfotta tutti i guagliò, o ritornelli, facciamo un ritornello, come fa il ritornello? Tu, come fa? Tu 15, è un ritornello sapete? Tu la sai, non sai. Non sapete, dai, dite mi piace, no, dai. Tu 15 anni, ma sei già donna, anche se piccola d'età, para 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 para. Non sai ancora, nemmeno nome, è da mia, ti sento già. M'ha fatta innamorare quest'aria da bambina che tu hai. Tu sei guaglione ma per chi sta amore non ci vuole da. M'ha fatta innamorare tutte le capricci e smoffie che mi fai. Mi fanno giù attaccare, tu non capisci il male che mi fai. E che me ne abitazza bocca e già mi stringe messi in mano, su desiderio mi innamoro. Vabbè, mi fatta la canzone. Ma secondo me a voi piace più Gigi Finizzi però. No. Babbo, ma Nino D'Angelo almeno una canzone, non la sta a sapere, eh. Ma si farà fastidio non quando, eh? No, vai, tu puoi cantare, tu lo puoi. No, io mi piace cantare, io sono uno che mi piace sempre cantare, fu bordello, mi piace. Mi diverto, mi diverto. Ah. Fino a che ora da fatica stanotte? Essere. Fino alle 6, mamma mia. A che ora avete iniziato? Alle 10? Sì. Alle 6 di pomeriggio? Di meno. Sta bene chi sta? Sta bene. Stava a bene chi? Di mettere se pompinesse la mattina. E che sono 12 ore. La faccio cazzo. Però domani riposate. Cazzo di mestiere, oh, stai pure. Cazzo di mestiere. Quanto ti fate? Secondo te? Secondo me voi siete la Juve. No. No, Un'Apple. Chissà come avete visto Ancelotto, onesto però. Buono, è bravo, è bravo. Pure a me mi piace assai, c'è una possibilità, Nathan. C'è Nathan a Ancelotto perché chi si porta i giocatori come Richia. Bello Benzema, un bello Machelele. Sai? Come si chiama? Ramascello, sta un giocatore giovane della primavera, si chiama Francesco Ramascello. Questo è un amico Romi. Questo giocava pallone con me, questo è forte. Solo che ha 17 anni, ma sta in da primavera. Sta in da primavera, ma questo tempo che cresce, Francesco Ramascello scassette cose. Scassette cose proprio. Giovanni Rocco, conoscete, teneva una macchina, si chiamava Venezia 20. Come è venuto in mente? O suo padre Emanuele Parisi, Giovanni Rocco. Anche mai sentito. Mai sentito?
Ah, poi chi pure non scemo come mio figlio, insomma. Ricordo. Il suo figlio tu scemo, Parisi si chiama. Ma dai, guarda, tu scemo, guarda, ma chi... E poi tu qua a carta insieme, qua a carta in coppo computer, no? Chi svanni torna i carte. Guarda come accusavano. Il suo padre, no? Ogni tanto si frusciava, già là, già a Disneyland. Oggi va a Disneyland, ma chi là a Parigi stanno l'attentato, stanno le cose, sentono chi lugliare l'una a Parigi. Ma voi ci siamo a Parigi, onesto. È facile buono proprio. E nemmeno a Parigi, nemmeno ogni 3/4 insomma qualcuno in aria. Mo si è appicciata la Torre Eiffel là. Si è appicciata la Torre Eiffel a Torre Eiffel a Parigi. Hanno appicciato pure la Torre Eiffel, hanno appicciato. Voglio a destra. Le cose nostre, la cultura nostra. Ma perché bene non appicciare, picciamo sana sana, chi si qua. Si quattro scema, sì. Hanno appicciato la Torre Eiffel, sì, sì. Vabbè maestro, oggi fatto perdere poco di tempo, fa niente. Fatti una chiacchierata. No, mi ha fatto una chiacchierata, quando faccio la fermatemi qua. Oggi fatto perdere poco di tempo, poi ci viene, ma in aereo conveniamo a fare su bagno. Quando vi devo? Sono 23 io. Ah no, sono 25, sta chiamando la radio. Ecco qua, maestro, non mi riuscite niente. Voilà. Tu mi fai un bagno, non ci Volevo fare un bagno, non ci sono riuscito, maestro, stavo troppo... stavo troppo teso. Voilà. Allora, maestro, aspettate un attimo. Vi saluto. Eccolo qua. Mi piglio un brellone, mi piglio questo. Come cazzo era la porta? Eccolo qua, la pure io, mi ha fatto la cosa loro. Oggi fatto scendere lo scemo, maestro. Oggi fatto scendere lo scemo, sta pure io. Occupate che si mi chiama però molte, ricordo. Arrivederci maestro. Arrivederci. Sfida superata. Sfida superata. Sfida superata. Ora ci a mettere sullo staffo il pangolo, si muove con il pesce. Ci a mettere sullo staffo il pangolo. C'è patrimonio, come stai facendo? Voglio. Ui, Varchetta. A posto, Varche stanno i fratelli Varchetta. Una Varche, ogni sera è una novità, c'è un quadrato, Varche. Allora sai Varche, tengo il lente, non vedi? Allora sai, quello che Varchetta, il grande Varchetta. Varche, tu mi porti fortuna? Come si chiama? Roberta? Vabbè, un salutone dal fratello Varchetta, il grande. Oh, tu mi porti fortuna a me, in modo che facciamo... Oh Giorgio, vieni a fare un bagno con me, Giorgio. Sta pure Giorgione, voglio. Vi presento Giorgione. Giorgio mi sono venuto a fare un bagno a me. Allora, mi era pianuta a sera, fa finta che era a mare. E chi lo parlava con chi? No, vai, accompagna a mare, cose. non si capisce. Ma come da mare no, no, però ma sente, ma come da mare. C'è un buchino, dai, sta pure giù. Ciao Giorgio, buonanotte. Ciao Giorgio. Archetta, me ne vado. Un bacione. Ciao Arche. Ciao miseria, giù. Ma non parlava proprio che lo figlio poi ci parla solo a me. Sfacci, ma magnatela un'emozione. Mi ha fatto cantare. Tengo che ti pire un burpa. Tu vai giù. Ma ci metto sta pippa in culo però. Ma ci metto un attimo sta pippa in culo. Sto uscendo con crudo di pesce. La coccolo. Ho giocato. Ha giocato pure 23 euro da sì.
Com'è stato stare in una di mare, Cerro? Un po' freschetta. Comunque. Hit. Ne era hit 25. Hit 23. Hit 23. Poi sapeva 25. Vabbè, comunque io pensavo 30. Sono chiuso buoni. No, o connetto non volevo, c'è il cheat, non si voleva io connetto. Comunque una serata nata dal nulla, voglio. Una serata nata dal nulla. Incredibile, voglio. Una serata, un'altra serata storica nata dal nulla. C'è la bocchina, guarda. Vai un po' su Twitch. No, voglio. Poi, ma fa, che dici volete? Ma che lo so, ci vado un po' con coppa a Twitch. Che ne dite? Ciulin Marino, con coppa a Twitch. Che ne pensate? Ci facciamo una mezz'oretta in coppa a Twitch? Sì? Ma fa? E vai, allora fatemi salire sopra. Ci facciamo una mezz'ora in coppa a Twitch, Ok, vai. Salgo sopra e ci facciamo una mezz'oretta in coppa a Twitch. Ma boh, voglio grande serata. Continua ancora, non finisce. Che è offline? Perché offline Switch? Perché Switch è offline? Che è off? Ma ci capito, voglio che resto off. Ah, nel senso che non ci sei ancora. Ah, ci capito, datemi 10 minuti, pari di cazzo. Ci mi fai 10 minuti, Fai 10 minuti su Switch. Come sei su studio qua?